Allora, il premio per la originalità va a Senegal. Senegal vince il premio per l'originalità. Vince il premio per l'originalità. Il couscous, tu hai vinto un premio importante perché in Sicilia il Couscous Fest è una manifestazione importantissima. Intanto partiamo dal couscous. Che cos'è questo couscous, in particolare quello che prepari tu? Sì, quello couscous è particolare perché è un couscous tradizionale. Io l'ho fatta anche moderna, anche l'ho fatto gusti siciliani, e mixo così. Ma com'è che riesci? Il couscous è una pietanza comunque tipica africana che anche dalle nostre parti si trova e quali elementi tu utilizzi per rendere questo couscous anche una pietanza che si sposa con la Sicilia? Mi usa quei prodotti anche siciliani, che li mette anche quei prodotti miei per farli mixare quel fusion. Come questo piatto di couscous festa che hai fatto, ci sono l'avocado, posta del mango, hai utilizzato pesca di Leonfordo, anche quella mandorla della Valle del Tempi e anche l'olio, tutto. Io ho fatto quel fusion, quei prodotti. Il vostro cuoco che ha comunque avuto un riconoscimento importantissimo perché il Couscous Fest rappresenta certamente una istituzione per la gastronomia in Sicilia. Vi aspettavate questo? È stata una sorpresa e chiaramente una grande soddisfazione comunque. Sì, sicuramente è stata una soddisfazione grandissima perché la nostra chef ha proprio nel couscous la sua specialità. Lei aveva già partecipato 2 anni fa facendo un buon risultato, ha preparato un piatto che sapevamo che poteva competere e i risultati sono arrivati. È stato bellissimo ascoltare le parole del presidente della giuria, Gio Bastianic, sottolineare diciamo, l'originalità di questo piatto che pur venendo da una tradizione di cucina che si basa su elementi diciamo, molto semplici, poveri, diciamo, è riuscito a diventare un qualcosa di moderno e anche diciamo, appetibile anche in luoghi come appunto lui dice Los Angeles, New York o Londra, dove si fa una cucina un po' più d'avanguardia. La cucina siciliana incontra quella africana in un posto che vuole essere una sintesi e un modo di innovare la proposta gastronomica per l'utenza. Sì, questo progetto che vuole essere molto di più di una proposta gastronomica ruota attorno appunto a questa idea di poter attraverso la cucina, una cucina che ha delle origini anche distanti ma alcune anche comuni, alcune radici condivise, poter trovare qualcosa che possa unire culture diverse. E penso che il cibo sia uno strumento molto potente in questa direzione. Voi fate proprio sperimentazione al riguardo, come lavorate questi piatti dove comunque si fondono elementi molto diversi? Sì, si parte appunto da ricette che vengono da diverse realtà, in particolare ricette che arrivano dall'Africa subsahariana, l'Africa occidentale, l'Africa del Maghreb, ma anche la Sicilia. Scopriamo di avere ad esempio delle spezie in comune, molta cucina siciliana viene dalla cucina araba, quindi riscopriamo anche diciamo, molte cose in comune e quindi da qui nascono dei piatti che possono essere o la rivisitazione di piatti siciliani, la rivisitazione di piatti africani o dei piatti del tutto nuovi che traggono, diciamo, prendono spunto dalle diverse tradizioni gastronomiche.